nonostante questa giornata un po' uggiosa e fredda, vedo che siamo comunque numerosi e siamo presenti qua in attesa di fare il secondo step che si era programmata all'associazione, che era quello di aprire la seconda sede, in questo caso qua proprio al Lido, dove abbiamo un esponente di rilievo, Pierangelo Dal-Zotto, che è stato di recente vittima di un sopruso politico, però noi nel momento in cui abbiamo accettato di fare questo percorso qua sapevamo che certe cose sarebbero potute succedere. Dispiace ovviamente perché quello che è successo nei confronti di Pierangelo Dal-Zotto è un insulto ai cittadini, perché ovviamente quando si va a colpire un assessore che ha lavorato benissimo, ovviamente si colpiscono anche gli elettori che lo hanno portato dentro in provincia. Detto questo, oggi appunto apriamo questa sede che diventa un punto di ritrovo per tutti i cittadini del Lido, perché ricordo che qui al Lido nel passato abbiamo svolto delle campagne elettorali e Venezia, delle campagne elettorali non indifferenti, e pertanto diamo subito il via alle danze e così possiamo entrare dentro, stiamo anche più al caldo. Vai Pierangelo. Taglio. Sì, tagli tutti, sei il padrone di casa. Aspetta Piero. Ok, un momento. Aspetta che attacco il motore. Continuo veloce, eccolo qui. Un momento. Scusa, ok. 3, 2, 1, ora. Vai. Taglia. Sì. Aspetta. Girati. Sì. Poi i servizi fotografici. Ok. Vado. Vai, quasi di essere al posto. Bravo. L'euforia, e questo è un buon auspicio per quello che dobbiamo fare. Oggi, come dicevo prima, è l'inaugurazione della seconda sede di prima il Veneto, probabilmente entro il mese di ottobre, i primi giorni di novembre avremo inaugurare altre due sedi che sono già predisposte, stiamo solamente vagliando alcuni aspetti organizzativi. Ovviamente anche questo rappresenta un passaggio importante, perché aprire una sede nel territorio veneziano, non della terraferma ma delle isole, è sicuramente un passaggio molto importante. Oggi ci ritroviamo qui di nuovo tutti assieme, non spaventati da certe cose che si dicono nei nostri ambienti di provenienza. Noi sinceramente ce ne freghiamo ed andiamo avanti, vero Pierangelo? Quindi anche se qualcuno di noi viene un attimo momentaneamente azzoppato, sono gli incidenti di percorso, poi più avanti dimostreremo quello che siamo capaci di fare. Ringrazio ovviamente tutti i presenti, dal Maier della stampa ad Elia, poi abbiamo il sindaco di Dolo, una delle donne di punta della nostra provincia. Ringrazio, per noi rimane sempre il segretario provinciale Paolo Pizzolato. Una violenza inaudita, perché ovviamente un segretario eletto con l'80% delle preferenze dovrebbe far capire un po' come la pensa la nostra provincia. Ringrazio la presenza del consigliere provinciale Marino Lodoli, del consigliere comunale e coordinatore anche del Milanese Roberto Lazzarin, del coordinatore della Riviera del Brenta Stefano Boscolo, poi abbiamo un sacco di figure istituzionali, la più alta in grado qui è il consigliere regionale Giovanni Furlanetto, il consigliere comunale
Alessandro Vianello, sempre uomo di punta nella terraferma mestrina. Poi abbiamo consiglieri di municipalità, dalla Patrizia Peretti. Volete parlare un attimo qua a caso, non volete, dalla consigliera Deborah. E poi ovviamente anche dagli ospiti che abbiamo da altre province, cosa molto importante, perché io penso che il discorso delle associazioni si estenderà a tutte le province del Veneto. Abbiamo Voltan, che proviene dalla provincia di Padova, e probabilmente ne sentiremo parlare nei prossimi giorni, e anche un altro ospite dalla provincia di Vicenza. Scusa. È imboscata. Ai cani che... hanno voluto con la loro presenza essere qui a testimoniare la vicinanza di altre ex sezioni o militanti, simpatizzanti del movimento. Ripeto, per il giornalista qui presente e anche per ne abbiamo parlato fuori, questa associazione ha voluto essere in un momento particolare della vita politica, anche in particolare della regione del Veneto, con tutto quello che è successo per quanto riguarda l'ambiente della Lega Nord, vuole essere un contenitore innanzitutto perché tutti coloro che sono attualmente all'interno della Lega, che sono stati espulsi e sospesi dalla Lega in maniera così antidemocratica, e a tutti coloro che non hanno rinnovato le tessere, perché ricordo che la nostra segreteria, con la guida prima mia e poi quella di Pizzolato, aveva avuto 2700 iscritti fino all'altro ieri, adesso ce ne sono solo 700, quindi 2000 non hanno rinnovato, e sarà compito nostro andare a recuperare tutta questa gente che in contestazione con una linea prettamente filo italiana, se non dire anche fascistoide, che avrà la sua presentazione penso domani a Mantova, con finanzieri, banchieri, massoni, chi più ne ha ne metta noi prima, però il giorno prima dietro. Noi comunque vogliamo smarcarci da questo tipo di ragionamenti. I punti del nostro decalogo sono all'interno del manifesto, che non so adesso dove e dove è il primo punto, che sia chiaro per tutti: per noi abbiamo l'indipendenza del Veneto, che questo è l'obiettivo per cui noi siamo entrati nel movimento autonomista, come era quello della Lega Nord e Lega Veneta, e per noi rimane il nostro punto di arrivo fondamentale. Con questo io chiuderei il discorso e darei la parola al padrone di casa, Pierangelo Dal Zotto. Grazie. Brevi, perché ne aspetta il rancio da quest'altra parte, sono 50 metri, anche se c'è freschetto. Allora, ha detto già tutto Corrado. Noi siamo presenti da 2 mesi scarsi. In 2 mesi siamo riusciti a fare la presentazione, la conferenza stampa molto apprezzata della presentazione. Siamo andati a Vedelago con una massiccia rappresentanza a presentare i nostri punti di vista sull'indipendenza della Padania assieme a tutti gli altri indipendentismi del Veneto e anche della Catalogna. Abbiamo inaugurato la sede di Mestre, abbiamo fatto la manifestazione sui Lucchetti al Ponte dell'Accademia, dopo la quale tutti ci hanno seguiti, ci hanno imitato, ma in qualche maniera siamo stati i primi quelli che, e abbiamo messo in difficoltà l'amministrazione comunale. Siamo usciti con una decina di gazebi, dopo 6 mesi che non si vedeva un gazebo sul territorio. Altre cose abbiamo in testa, compresa quella di oggi che si sta concludendo. 2 passaggi veloci anche per la stampa, Lollo. Allora, noi battiamo il territorio, siamo abituati da 20 anni a battere il territorio, noi facciamo le manifestazioni in mezzo alla gente, noi non organizziamo eventi per pochi intimi, come fanno altri che, terrorizzati dalle sedie vuote, combinano incontri di elite nei palazzi veneziani. Voi sapete che si chiama musica da camera perché erano in 3 che suonavano per i nobili. Qualcuno ha creato un evento nella stanza della musica, quindi probabilmente saranno, io la conosco perché sono stato per eventi istituzionali,
30-40 posti, quindi la paura è tale di non colmare questi 40 posti che appunto fanno queste robe di elite che a noi proprio non ci toccano. Giovanni mi ha bruciato, alle mie spalle ci sono 120 personaggi, in realtà 119. Perché? Uno si è morto. Ci guardano tutti con occhi severi perché noi questi sono i nostri giudici, noi dobbiamo riprendere qua il ragionamento dal 1797. Sono 120, 119 sono sani, uno no. Perché uno che tradisce lo troviamo sempre. Giuda con Cristo, Marin Faliero con la Repubblica Serenissima. 8%. Sto leggendo per non sbagliare, e qualcun altro ai nostri giorni, nei nostri confronti. Poi Lollo ti passo il testo. È chiaro che io so di chi parlo, voglio dire, cioè, voi capite di chi parlo, no? C'era Giuda, c'è stato Giuda Marin Faliero, in questi giorni c'è qualcun altro che abita a ovest di noi. Ecco, Giovanni mi ha bruciato anche qua, questo è un mattone che ha 111 anni e qualche mese, è un mattone del Campanile di San Marco che è caduto, voi sapete, il 14 luglio del 1902. Ecco, noi siamo come questo mattone, un po' il maridotto, un po' arrotondato dalla forza del mare, ma siamo ancora qua, e da questo mattone noi ripartiremo per ridare al Veneto la dignità che merita, e soprattutto in vista del 2015 per ridare vitalità e dignità a questa città. Mi fermo qua e vi ringrazio. Adesso apriamo una cosa da bere e poi si va a mangiare. In mezzo alla gente, quindi la mia vita è lavorare in mezzo alla gente. Però io ho rinfrescato entusiasmo, noi ripartiamo per lavorare per quelli che sono sempre stati proprio. Esatto, quindi che siamo in tema anche con la giornata, e riprendiamo a lavorare per quello che noi abbiamo sempre lavorato e creduto. Penso che sia un po' il pensiero di tutti quanti.